Ottava giornata del campionato Under 17 regionale per il girone C al comunale Torreforti di Villafranca. La Villafranca Messana di Mister Foti ospitava la Giovani Leoni, padroni di casa che hanno ottenuto un punto nell'ultima uscita per 0-0 al comunale di Acireale contro lo Junior Calcio. Ospiti che invece hanno avuto la meglio tra le mura amiche per 1-0 contro il Gescal. Un solo punto separa in classifica le due formazioni. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Saia della sezione di Messina, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Francesco Morabito stiamo vedendo i protagonisti della sfida impegnati nel riscaldamento. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni: completo bianco inserti rossi per la Villafranca Messana, maglia blu con inserti gialli invece per la Giovani Leoni. Si scambiano qui un cenno di intesa le due formazioni prima di darsi la carica e passare a raccontarvi quanto accaduto al comunale Torreforti di Villafranca tra Villafranca Messana e Giovani Leoni. Primo possesso che verrà gestito dai locali, che avranno anche l'occasione di portarsi in vantaggio dopo 7 minuti. Infatti il lancio illuminante di Spanò all'indirizzo di Fiumara, che brucia in velocità il diretto marcatore, salta l'estremo difensore Nicolosi, non riesce però a inquadrare il bersaglio grosso. 2 minuti più tardi allora ci proverà Spanò sugli sviluppi di un calcio di punizione. Proverà ad andare furbescamente sotto la barriera, non inquadrando però lo specchio di porta. All'11° reclama anche un calcio di rigore la formazione di Mister Foti su questa incursione di Bonfiglio, che riesce a saltare Billa. Non risulta però netta la spinta da parte del numero 2 della Giovani Leoni, così tanto almeno da decretare il calcio di rigore per il direttore di gara Saia. Al 20° ci prova allora Ciccio Bardetta dalla distanza, il suo tentativo col destro termina in bocca all'estremo difensore Nicolosi. Prova a mettere il naso fuori la Giovani Leoni, che si rende pericolosissima. Al 25° con questa occasione di Marotta la sua deviazione col destro però è totalmente sballata. Al 27° è Porro Vecchio che prova ad assistere Vitale, il suo tentativo col mancino termina di un paio di metri largo alla destra della porta difesa da Marchese. 29° ci proverà Grutta Dauria sugli sviluppi un calcio piazzato, resta lì il pallone. Marchese in due tempi forse si fa anche male nello scontro con il numero 19 Giannaula. Al 34° cambia il parziale, palla scodellata dentro, incomprensione tra le maglie biancorosse, ne approfitta allora Marotta, resta lì il pallone in favore del numero 11 della Giovani Leoni. I carambola infatti sul destro e a porta sguarnita praticamente riesce a mettere alle spalle di Marchese per il vantaggio della formazione di Mister Currò. Immediata reazione però dall'altro lato della Villafranca Messana, palla illuminante in verticale per il taglio profondo di Bonfiglio, a tu per tu con Nicolosi, lo scarta come un cioccolatino e deposita nella porta ormai sguarnita. Gran gol di Bonfiglio che ristabilisce la parità del punteggio. Come Ronaldo il fenomeno, anche il numero 7 della Villafranca Messana sigla il gol dell'1-1 saltando il portiere e accomodando nella porta ormai vuota. Tutto da rifare per la Giovani Leoni, sarà questa però l'ultima emozione del primo tempo. Segue infatti il duplice fischio del direttore di gara Saia, squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1 al vantaggio di Marotta. Al 34° ha risposto dopo 4 minuti Bonfiglio per la Villafranca Messana. Si torna in campo per il momento senza cambi tra le due formazioni. Al 42° avrà subito l'occasione di portarsi avanti la formazione di Mister Foti su questo rilancio di Marchese. Infatti viene innescato in profondità Bardetta, impossibile decretare se fosse o no fuori gioco questo. Viene fermato comunque il numero 9 della Villafranca Messana. Dall'altro lato al 50° ci prova Grutta Dauria sui sviluppi di un calcio piazzato, colpisce una traversa clamorosa, sembrava comunque essere sulla traiettoria il classe 2002 Marchese, da riapprezzare comunque a rallenti il destro del numero 10 in giallo-blu. Dall'altro lato è Giovanni Cucinotta a mettere dentro un pallone coi giri giusti, sul quale però non riesce ad arrivare Ciccio Bardetta, che prova ancora ad alimentare l'azione offensiva per i locali. Qui però il suo tentativo viene neutralizzato dall'estremo difensore Nicolosi. Al 55° allora ci prova Candela, il suo destro trova però una parata miracolosa da parte di Nicolosi con la mano di richiamo. Non se ne accorge nemmeno il direttore di gara Saia, che invece verrà rimessa dal fondo in favore della Giovani Leoni, ma c'è stata una grandissima parata di Nicolosi. Ci sarà anche il primo cambio tra le fila della Villafranca Messana, infatti manda in campo Raffaele Deodato, Mister Foti. Al 70° ci proverà allora Porro Vecchio a testare i riflessi di Marchese, che risponde presente. Sul ribaltamento di fronte Bardetta invece fredda Nicolosi per il vantaggio della Villafranca Messana. Ancora la firma di un immancabile Ciccio Bardetta per la Villafranca Messana, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Marotta e si è portata ora avanti per 2-1 quando siamo al 71° minuto, a 9 minuti dal termine di questa bellissima gara. Farà il suo ingresso in campo anche Ammirata per la Villafranca Messana.
Al 78esimo arriverà però un'azione meravigliosa da parte della formazione di Mister Foti. Infatti Spanò e Caparbio, la palla resta lì per Bardetta che è inseguito da due uomini in giallo-blu, si ferma, mette il pallone dentro per Spanò che calcia, Nicolosi ci mette una pezza, resta sui piedi del numero 10 il pallone che dà uno sguardo dentro, trova Bonfiglio sul secondo palo che alza lo zampone alla Zlatan Ibrahimovic. Bonfiglio chiude definitivamente la gara, 3-1 per la Villafranca Messana. Ma che bello il gol in spaccata del numero 7 della Villafranca Messana che sigla la sua doppietta e mette definitivamente in ghiaccio la gara. Estremato Spanò, ma ad abbandonare il campo a gioco e a prendersi la standing ovation sarà Bonfiglio che lascia spazio a Gugliandolo. Segue il cambio dell'altro marcatore di giornata, Ciccio Bardetta, che lascia campo a Patanè. Nel finale scampoli di gara anche per Rizzo, per i ragazzi della Villafranca Messana che ora mantengono il possesso della sfera vicino alla bandierina del calcio d'angolo, attendendo il triplice fischio del direttore di gara che arriverà puntuale. Game over al Torreforti di Villafranca. La Villafranca Messana si impone per 3-1 sulla Giovani Leoni. All'iniziale vantaggio di Marotta ha risposto la Villafranca Messana con la doppietta di Bonfiglio inframmezzata dalla rete di Ciccio Bardetta. Doppia ola meritatissima per i ragazzi di Mister Foti. Un saluto da Claudio Costanzo allora, che vi rimanda al prossimo servizio.